Buon pomeriggio a tutti amici e amiche di Sportisili e benvenuti a questa partita che apre la giornata di promozione. Benvenuti a Bagheria contro Mazara. Un saluto qui da Gabriele Rispetto, un saluto a tutte le donne, le signore e le ragazze che ci stanno ascoltando e auguri per questa festa oggi, giornata dell'8 marzo. Auguri quindi a tutte e godetevi questa bellissima gara che vede contro capo e coda il campionato di promozione. Parliamo del girone A, quello più occidentale della nostra Sicilia, Bagheria contro Mazara. Andiamo quindi subito con le formazioni. Anzitutto li vedete i ragazzi del Mazara pronti a farsi fotografare in posa. Partiamo però dal Bagheria, dai padroni di casa, in maglia bianca, una tenuta ovviamente che ricorda anche il colore di queste ville di Bagheria, la città delle ville, che oggi gioca con Cagnina, sempre in porta, classe 2005, che dà sicurezza a una formazione che in questo momento è seconda in classifica, poi di Giorgio Lopresti, Perricone, Rama, poi Florio, Gai, Caracappa, Fiorentino, Lucera e Giglio, a completare l'11 titolare. Per quanto riguarda invece il Mazara, Matteo Giacalone in porta, poi Ciolino, Rallo, Caracci, Giampaolo Giacalone, centrocampo con Siracusa, Perrone, Gianmarinaro e Lampasona, poi davanti attacco per Lentini e la Francesca. Ciao, Ivan Di Giorgio. Conosco i tuoi amici, i tuoi colleghi. Tutto pronto per partire, primo possesso per il Mazara. Ci dispiace che purtroppo avremo un problema dal punto di vista del cronometro, perché non si è caricato il file video del timer, quindi lo terremo noi ovviamente con il nostro cronometro personale. Siamo entrati ufficialmente in questo weekend di promozione con Bagheria Mazara. 0-0 il punteggio ovviamente, visto che abbiamo iniziato da pochissimi secondi. Una gara importante ovviamente per entrambe le formazioni. Bagheria che, lo ricordiamo, si trova attualmente alla posizione numero 2 del campionato di promozione, alle spalle del Montelepre, in questo duello a 3 con 3 squadre in 3 punti. Dalla lunghezza numero 49 a quella numero 46 ci sono Bagheria, Mazara e anche il club palermitano del Regina Mundi. Ancora pallone che in questo momento è per il Bagheria. Siamo sempre qui al campo comunale di via Alcide De Gasperi, nella città bagherese, ma ovviamente abbiamo l'ordine di stare a bordo campo e quindi abbiamo difficoltà magari a prendere le azioni lì alla destra del Bagheria, che prova adesso a creare qualcosa. Viene fermato però dal Mazara, palla in questo momento che torna solamente per un attimo al Mazara, torna però a possesso il Bagheria con Cagnino, classe 2005, uno dei punti di forza di questa formazione. Adesso la palla è ancora per i bianchi, ancora con un giro palla che adesso vede protagonista Rama. Pallone avventato, a cercare più avanti il numero 4 di Giorgio. La rimessa è per il Bagheria. Qualche discussione in questo momento. Adesso pallone che viene subito ridato, riconsegnato alla formazione in maglia bianca. Qua atterrato Caracappa, calcio di punizione al centro del campo, fallo sul numero 19, segnalato dal direttore di gara. Lancio a vuoto da parte di Rama, prova a attaccare la profondità, allora Perrone, miglior marcatore del Mazara in questa stagione, comunque per ora complicata e sfortunata. Abbiamo parlato del Bagheria, il Mazara in questo momento si trova in terzultima posizione con 17 punti, rischia i play-out. Attenzione però alle giocate al tiro provato subito, accentrandosi da parte di Lucera. Allora ancora palla per i bianchi, cross rimesso al centro per nessuno, e allora di nuovo sfera per Giacalone, che comunque ha fatto una grande parata
sul destro, a rientrare di Lucera, miglior marcatore fino a questo momento per il Bagheria con 19 reti segnate. C'è qualche discussione lì tra il direttore di gara e qualche membro della formazione ospite. Questa maglia gialla con inserti blu sono i colori sociali del Mazzara. Per quanto riguarda il Bagheria invece oggi maglia bianca, una delle due che utilizza in questa stagione, che la sta vedendo protagonista. Era tra le favorite alla vigilia di questo campionato, poi però è subentrato un Montelepre sorprendente e quindi proprio per questo motivo molti vedono questa lotta fino alla fine, con anche l'inserimento del terzo incomodo, il Regina Mundi. Ancora che nel frattempo sta lottando per cadere a terra, continua il ping pong tra le due formazioni, alla fine prova a mettere il pallone giù, Rama non ce la fa, colpo forse con il braccio da parte del numero 23 Perricone, uno dei punti saldi della difesa del Bagheria. L'esperienza l'ha portato fino in cadetteria, fino a giocare per tanti anni nel professionismo. Qua il rilancio provato poi in maniera illuminante a cerchiare Giglio, pallone ancora per lui, entra in area Giglio, il pallone arriva effettivamente nell'area piccola, mette fuori con un intervento decisivo un giocatore del Mazzara. Si tratta del numero 28 Rallo, al tempo stesso però concede solamente una rimessa al fondo perché l'ultimo tocco è di un giocatore del Bagheria. Siamo nel corso del quinto minuto di gioco, ricordiamo che purtroppo c'è un problema nel file video che si è corrotto, non abbiamo il cronometro sotto la conseguente grafica del risultato, quindi ci penserò io ogni tanto a ricordarvi in che minutaggio siamo. Pallone buono adesso sempre per il Bagheria, con Gio che prova ad accentrarsi così come aveva fatto dall'altra parte del campo poco fa il numero 10 Lucera. Qua c'è un fallo commesso ai danni di un giocatore del Mazzara che può respirare. È partito un po' come ci aspettavamo, una gara fino a questo momento tirata, tenuta, in equilibrio dal portiere del Mazzara Matteo Giacalone, che ha fatto una grande parata su Lucera, che ricordiamo ha raggiunto quota 19 gol in campionato, meno ovviamente del numero di partite rispetto al numero di gol, quindi una media superiore al gol a partita per il numero 10, uno dei grandi colpi di questo Bagheria che vuole sognare in grande, vede l'eccellenza, solamente una tra Montelepre, Bagheria e Regina Mundi riuscirà a festeggiare quel traguardo già al termine della stagione regolare. Attenzione a Giglio, corre lì a destra, Giglio appoggia a sinistra con il sinistro, però si perde sul fondo, andrà il Bagheria a giocare questo pallone con le mani. Ancora Giglio, pallone buono per lui, entra in aria Giglio, cross al centro che scavalca tutti, prova a correre Lucera per mantenere il pallone in campo e ce la fa. Ottimo lo scatto del numero 10 che ha speso la corsa per mantenere questo pallone in movimento. Qua poi c'è la spallata regolare però di Gai ai danni del numero 11 Lentini della formazione ospite. Si ricomincia quindi con il pallone per il Bagheria, lo gira senza problemi Salvo Florio e si continua quindi a giocare. Siamo arrivati nel corso del settimo, ancora 0-0 tra Bagheria e Mazzara. Si propone Perricone, guarda i suoi compagni, quello che si è proposto meglio è Di Giorgio che prova ad essere cross con il destro, viene fermato una volta, si lamenta forse con i suoi compagni più che con il direttore di gara, il numero 26 Caracci della formazione mazzarese. Ancora Lucera, prova a entrare Lucera, le giocate del numero 10 Ubriacanti, dopo un tunnel incredibile c'è un fallo commesso qui dal numero 2 Ciolino, calcio di punizione per il Bagheria da posizione sicuramente invitante e dire poco. Allora ci concentriamo su questa punizione, ci concentriamo sul possibile tentativo verso la porta avversaria di Lucera.
19 gol in campionato, è il miglior marcatore del Bagheria. Abbiamo già detto una volta questa statistica, potrebbe aggiornarsi presto. Lo score, c'è il numero 10 sul punto di battuta, 4 uomini per Giacalone a coprire il palo. Fischia il direttore di gara, va Nucera, colpisce proprio la barriera messa bene da Giacalone, ma si continua con Gai che prova un tiro lontanissimo. Giacalone in due tempi non si fa sorprendere dopo aver fatto una grande parata su Nucera. Qua trova una facile presa dopo il calcio di punizione tirato proprio da Nucera e poi da questo tiro di Gai che però si infrange senza particolari problemi sui guantoni del numero 1 del Mazara. Un po' in difficoltà in questa stagione il Mazara anche dal punto di vista difensivo, ma comunque rimane una squadra che sa come giocare a calcio, che sa come fare del male. Prova adesso comunque Nucera ancora con le sue giocate, è sicuramente l'uomo in più di questa squadra a fare qualcosa di importante. Di Giorgio sulla sinistra, ritorna accentrandosi, vuole l'aiuto dei suoi compagni, colpito qua in quella parte di campo il numero 21 Fiorentino, che in questo momento sta occupando un ruolo guardioliano, un falso 9 che sta più consentendo da una parte a Gio e dall'altra a Nucera di poter imperversare con particolari problemi per la difesa del Mazara. Adesso c'è calcio di punizione ancora per il Bagheria. 10° di gioco. Batterà a breve il numero 19 Caracappa, mezzala di ottima prospettiva. Caracappa e adesso deve battere questo calcio di punizione. Ci sono diverse maglie bianche in aria, destro che arriva sul secondo palo, ma c'è un giocatore del Mazara a terra, allora viene fischiato fallo in attacco. Calcio di punizione per il Mazara che respira dopo questo altro piccolo momento topico di questo inizio gara. Ricordiamo appunto che poco fa eravamo al 10°, adesso siamo entrati nell'11° di gioco dei 45 previsti per questo primo tempo. Bagheria 0, Mazara 0. Controllo qua elegante a dir poco di Giorgio, terzino di spinta, come abbiamo già visto in questi primi minuti, sicuramente di livello importante. Poi il pallone arriva a Giacalone e allora con calma il numero 1 si permette anche il lusso di aspettare qualcosa, di mandare lontano solamente dopo qualche secondo. Atterrato un giocatore del Mazara da Salvo Florio, calcio di punizione. (0-0) il punteggio ancora, 12° di gioco. Bagheria che vorrebbe portare a casa altri 3 punti per ritornare avanti, seppur a titolo temporaneo, in attesa del Montelepre. Mazara che invece vorrebbe portare a casa punti importanti in una roccaforte come il campo comunale di Bagheria. Pallone che arriva al centro dell'area, ma non è buono per nessuno. Batterà Cagnina con i piedi, il numero 90 ha già ceduto il pallone. Flori stoppa il pallone da quelle parti, ancora il Mazara, ma troppa frenesia, non va quindi a fare del male alla difesa di casa. Chiama il pallone Rama, lo prende adesso Fiorentino e manda in corsa Gio. Giacalone, bravo, era comunque posizione di fuorigioco, bravo qui il numero 1 del Mazara ad evitare che ci potesse essere comunque il dubbio in questa particolare azione.
che comunque era viziata dalla posizione di fuorigioco di G. Lo stop tentato qui da Perrone, ancora vuoto il numero 9, ricordiamo, l'unico in doppia cifra del Mazara, con 10 reti segnate quest'anno attualmente nella rosa del Mazara. Poi il secondo miglior marcatore, il numero 28 Rallo, che comunque di ruolo non fa sicuramente l'attaccante, quindi questo è particolare nella situazione del Mazara, una cosa da attenzionare anche per il futuro. Prova a ottenere questo pallone Gianmarinaro, che ha portato avanti il pressing in maniera interessante. La palla comunque qui del Bagheria e con calma può andare. È ripreso un'altra volta dal numero 22 Lampasona, poi scivolando male rischiava anche di farsi qualche malanno in più. Adesso continuano le discussioni anche alle parti dell'assistente del direttore di gara. Pallone già rimesso in campo al Bagheria, che l'ha lanciato all'altra parte del campo per evitare guai peggiori. Deve battere la rimessa da quella parte di campo il club di casa, lo fa adesso, serve un qualche attimo di anticipo rispetto al fischio del direttore di gara. Fatto sta che Florio ha già messo in moto Caracappa, che si appoggia al suo terzino, al numero 3 Lo Presti, e poi manda lontano questo pallone il Mazara. Attenzione a Perrone, prova a sbilanciarsi lui con il petto. Perricone accontenta Cagnino. Certo è che comunque c'era qualche protesta per questo body check di Perricone. Lascia molto giocare la direzione arbitrale. Perrone si trova nel rigore, scivola il numero 9, comunque era in posizione di fuorigioco. E a terra un giocatore del Bagheria. Cerchiamo di capire di chi si tratta. Qua c'è Gio in piedi. Non vorrei si trattasse di Lucera, il numero 10, che sta mettendo a ferro e fuoco la parte sinistra del campo. No, mi sembra che è Fiorentino, il numero 21. Allora ricordiamo che siamo al 16° di gioco. Sì, perdonerete per questa problematica dovuta al cronometro che non spunta per un problema del file. 0-0, sta per chiudersi il 16°, entreremo fra poco nella 17ª lunghezza di questo primo tempo. Si ricomincia a giocare appena il direttore di gara dirà a Perricone di mettere il pallone giù. Lo fa adesso. Si batte. Va lontano Perricone. Di Giorgio. Buono per Gai, che apre l'altra parte del campo dove c'è Lucera, che prova le giocate. Ancora il 10. Rientra sul sinistro. Lo prova adesso! La parata di Giacalone sul colpo di testa di Gai, ma era comunque tutto fermo. Posizione di fuorigioco. Vicino ancora una volta al gol il Bagheria. Lo fa con sul numero 8, la mezzala Andrada Gai, che era entrato senza particolari problemi in area di rigore, però era in fuorigioco. Ancora proprio lui. Per qua subito Giglia a cercare Fiorentino, deve uscire Giacalone, lo fa bene con i tempi giusti.
battere Giacalone, viene anche esortato dall'arbitro, va lontano. Adesso il numero 1 trova solamente Perricone. In qualche modo Caracappa, poi Giglio, colpito al volto il numero 11, non c'è niente per il direttore di gara, si rialza quindi Giglio. Giro palla ora del Bagheria, la mossa tattica, la prima di mister Tomasello, invertire i due esterni d'attacco. Va Giglio, corre il numero 11 dopo il servizio di Di Giorgio, palla che arriva al centro, riesce con i tempi giusti a mandare il pallone più lontano che può Ciolino, calcio d'angolo. Con calma batterà adesso Lucera. Non sono tante le magliette bianche in area di rigore. Batte ora il 10 sul primo palo, non riesce però a deviare verso la porta Giglio, poi vuole troppo Lucera, commette fallo e poteva anche ripartire in contropiede il Mazzara. Aveva già fischiato però il direttore di gara, che comunque chiede scusa al numero 10 della formazione ospite, ovvero Paolo La Francesca, perché appunto sta per partire un'azione di contropiede potenziale per il Mazzara, fermato però dalla decisione del direttore di gara di chiamare il fallo. Qua poi il rilancio di Fiorentina, cerca Lucera che tocca in maniera sufficiente per mettere il pallone dentro, ma era anche in questo caso, forse più netto dell'altra volta, posizione di fuorigioco. Bella la palla comunque di Fiorentina che aveva imbeccato Lucera, che è tornato a sinistra, quindi molto fluida la manovra dei due esterni, veloce a scambiarsi, all'improvviso un fulmine può portarli a cambiare la fascia di competenza. Ancora Fiorentina, ancora Lucera, assalto sembra regolare, ma l'arbitro chiama un'altra volta l'offside. Ormai è chiaro il tranello che vuole portare avanti il Bagheria per fregare il Mazzara, fa abbassare tanto Fiorentino che mette in corsa o Lucera o Giglio. Ci ha provato poco fa anche Di Giorgio a mettere in velocità il numero 4. Poi ottimo lo scambio di testa con il Mazzara che in area di rigore, pallone che arriva al centro, e qua controllo da parte del numero 11 Lentini, che era fuori misura, colpisce con la scarpa un giocatore avversario. Quindi calcio di punizione, 22 sul cronometro di gara. Siamo praticamente a metà di questo primo tempo. Bagheria 0, Mazzara 0. Florio apre a destra. Le giocate tentate e volute qui la parte di campo da Lopresti. Gioca adesso il pallone Perricone, ancora a cercare Giglio, il controllo dell'11, Giglio ritorna sul sinistro, prova a centrarsi, pallone che però è fuori misura, allora ci prova un'altra volta il numero 42 Gianmarinaro per il Mazzara a mantenere il possesso. Bagheria che però sta aumentando l'intensità. Ancora lotte in quella parte di campo, può uscire meglio il Mazzara, il tocco di Perrone a liberarlo di nuovo, ma viene fermato La Francesca. La può giocare Florio, Lucera aggredire subito forte il suo avversario, Lentini però riesce a girare questo pallone, esce il Mazzara ma solo per un attimo. Perricone rama, seppur non perfettamente, Caracappa può girare, lo fa. Ancora Giglio con la parte di campo, molto imprevedibile anche la manovra del Bagheria fino a questo momento, con tante piccole
sfaccettature, piccoli dettagli che vanno cambiando sempre con il passare dei minuti. Siamo arrivati nel frattempo al 24esimo, 0-0, ricordiamo, tra Bagheria e Mazzara. Questo però lo vedete senza problemi sulla nostra grafica lì al centro del vostro schermo, in questo Bagheria 0, Mazzara 0, che sta comunque aprendo il turno di promozione. Flori. Enricone va col sinistro a cercare un'altra volta Giglio. Si tratta di Caracappa, comunque esce bene Giacalone, esce troppo bene, tant'è che colpisce anche un suo compagno. Si tratta di Rallo. Messo a terra ancora il numero, no, non Rallo, bensì proprio lui, il 28, Rallo, messo a terra dopo l'uscita di Giacalone. Fischia il direttore di gara. Il Bagheria può ridare il pallone a Giacalone, che l'aveva prontamente guadagnato con merito su questa uscita, sul rilancio a cercare Caracappa. E allora ancora il numero 1 va lontanissimo col destro, spizza il pallone Lentini. Perricone in prima intenzione, poi ancora Lentini a lottare. Lucea di prima, la giocata a liberare qualcuno dei suoi, troppo impreciso però questo tentativo di volée del numero 10, che ha questi colpi ovviamente in cascina, ma era davvero complicato trovare un fiorentino che si stava già comunque andando a prendere il suo posto nella tre quarti campo, dove sta agendo con più intensità, più che provare a cercare l'area di rigore. Una cosa che ha fatto sicuramente di più quest'anno Giorgio Stassi, che è in panchina e che vanta 12 reti in campionato. Ancora Fiorentino a girare per Lucera, ottimo il controllo del 10, se c'entra Lucera, l'ha parato un'altra volta il Giacalone, rimane lì la sfera. Arriva il vantaggio del Bagheria, arriva con Giglio, 1-0. L'esultanza del Bagheria, qualche discussione anche in panchina, sfrutta il momento mister Tomasello per dire qualcosa ai suoi. 1-0, ancora una volta Lucera si accentra, va col destro, Giacalone si oppone come ha sempre fatto, ma può ben poco sul tap-in di Giglio. C'è anche una piccola dedica in camera. 1-0, gol propiziato dal destro di Lucera, segnato dall'altro esterno da Giglio. Cambia il parziale al comunale di Bagheria, 27esimo in corso, 1-0 per i padroni di casa. Poi pallone fuori misura, finisce negli spalti vuoti del comunale, chiama il pallone quindi il direttore di gara. Sta arrivando dall'altra parte del campo. Noi batterà proprio Di Giorgio, lo fa adesso e gioca quindi il pallone il Bagheria, che è in vantaggio 1-0. Termina i primi 27 minuti di gioco, quindi cambia il parziale con la rete di Giglio. Impreciso il tentativo qua di Perricone, non mantiene il pallone in campo Caracappa, che si era sacrificato, aveva speso la corsa per cercare di fare un'impresa.
Palla quindi per il Mazara, 1-0. Per ora Bagheria, che sarebbe primo in classifica. Bagheria che vanta 2 formazioni in questo campionato. Le Città delle Ville, il 90-011. Però essendo sicuramente maggior fortuna la squadra che in questo momento sta anche comandando questo incontro. Occanida per Lucera, che lascia correre questo pallone e forse rimpiangerà questa scelta. Non se l'aspettava sicuramente il numero 10, il vero marcatore stagionale del Bagheria, che oggi ha propiziato la rete di Giglio con un grande destro a giro, parato da Giacalone, che fa però l'errore neanche tanto evitabile comunque di lasciare il pallone lì. Preda facile per Giglio, che l'ha poi depositato in gol. 1-0. Cagnina con particolare calma gira tutto da quella parte di campo il Bagheria del Cedi Giorgio, che un treno a sinistra chiama palla Fiorentino molto basso per cambiare completamente rotta. Va la cara K a destra, Giglio più centrale, ancora lui, arriva Gai che lascia Di Giorgio. Il miracolo autentico qui di Giacalone, che ha fatto una grande parata. Altro destro piazzato a giro col piede invertito, prima Lucera, adesso anche Di Giorgio. L'esito è lo stesso, si distende e para alla sua sinistra a Giacalone. Calcio d'angolo, pallone che arriva al centro, un colpo all'improvviso arrivato da Perricone. (31). Siamo oltre la mezz'ora qui al Comunale di Bagheria. In questo momento la formazione di casa è in vantaggio grazie alla rete di Giglio. Di testa Perricone. Grande stop di Lucera. Sicuramente dal punto di vista tecnico l'uomo in più di questa squadra, e non solo. Si prende un fallo, fa salire i suoi uomini. Batte Perricone, cercare Fiorentino, uno schema così campato per aria che però ha messo in difficoltà il Mazara. Rimessa ancora per il Bagheria. Fuori gioco qui di Lucera, imbeccato dal passaggio di ritorno di Giorgio. 1-0 ancora per il Bagheria, 32 sul cronometro di gara. Palla per il Mazara, prova a andarsene Ferrone, l'ultimo tocco è di un giocatore del Bagheria. Può battere quindi la formazione ospite, che ricordiamo è sotto, ricordiamo è anche a rischio in questo campionato di promozione, essendo terzultimo in classifica. Prova poi ad andarsene Fiorentino, si prende questo calcio di punizione, fa davvero molto bene. Non esce il cartellino neanche qui il direttore di gara, ha rischiato però sicuramente Gianmarinaro. Pericolo. Gai gira a destra, Caracappa prova a imbeccare Giglio, la corsa dell'11, Giglio non riesce a mantenere il pallone in campo, era comunque complicato. Palla che torna a Giacalone, il migliore sicuramente fino a questo momento del Mazara, e magari assieme a Lucera anche il migliore della partita finora.
Senza di lui probabilmente staremmo già parlando di un altro copione per questa gara che arriva adesso al 34esimo. Lotta Perrone, prova il sombrero, ce la fa, ma poi vuole un controllo di troppo. Va bene atterrato, poi Fiorentino non la prende benissimo. Palla adesso no, per il Bagheria. Già battuta la punizione, ci prova Caracappa a destra, ancora dove c'è Giglio. Caracappa prova il cross al centro, pericoloso, deviazione finale di un giocatore del Mazzara, calcio d'angolo quindi. Ancora con Caracappa alla battuta, e lui il designato sia dalla sinistra che dalla destra battere questo tipo di situazioni piazzate. Poi che arriva al centro, svetta Perricone più in alto di tutti un'altra volta. Sembrava potesse essere la volta buona per Do Perricone. Ricordiamo, uno dei più esperti di una squadra comunque tutto sommato molto giovane, quella del Bagheria, giovane e talentuosa, però Perricone è uno dei punti fermi, uno degli esperti della formazione della città delle ville. Ancora Gai, apre a destra dove c'è Giglio, ritorna sul sinistro, Giglio che poi ha anche provato la conclusione, voleva fare tutto da solo questa volta Giglio, già in gol oggi, voleva raddoppiare alla sua maniera col sinistro, piede invertito, rientrare e provare subito a giro. La stessa cosa ha provato poco fa Lucera dall'altra parte del campo e ha propiziato il suo gol che sta anche decidendo la gara. Attenzione alla corsa lì a sinistra da parte del numero 7 Siragusa del Mazzara. Qualche discorso anche tra Siragusa e il giocatore del Bagheria, mi sembra Salvo Florio, tutto rientrato, mentre c'è effettivamente un giocatore a terra per il Bagheria, proprio il numero 5. Si rialza ora senza particolari problematiche. Florio ritorna a prendere il suo posto lì incastonato tra difesa e zona da libero. Ruolo decisivo della costruzione anche del Bagheria. 1-0, 37. Lascia scorrere Rama, poi però gli chiamano l'ultimo tocco di un suo compagno, allora Rama con personalità la porta via, la spazza via e ottiene anche una rimessa laterale, in quanto questo pallone che era per Fiorentino viene anticipato da un giocatore avversario. Sbaglia qui il controllo, rischiando qualcosa il Bagheria. Cagnina col destro non corre particolari pericoli, pallone che va comunque in favore del Mazzara, rimessa nella metà campo dei padroni di casa. Rischia di perdere subito palla la formazione mazzarese, può ribattere però questo colpo con le mani Ciolino. Ottimo controllo qui del giocatore in maglia giallo-blu, poi tante lotte piccole che però formano una battaglia autentica lì in mezzo al campo in questi primi 38 minuti di gioco. Alla fine il pallone è ancora del Bagheria ed è ancora per i bianchi. Vuole andare lontano Lopresti,
difficoltà esce comunque il Mazzara, adesso prova a mettersi in proprio Di Giorgio, che apre dalle parti di Rama di sinistro, trova in qualche modo Lucera, ancora il 10, Lucera è in aria, va col destro, troppo sotto, gli rimane il pallone, Giacalone la fa sua. Pericone riprende palla senza particolari problemi il Bagheria, ancora Lucera, scontro aereo, il capitano avversario qualche discussione di troppo in questo momento tra Lucera, numero 8 Siragusa. Ottima giocata personale qui di Caracci, poi di prima intenzione prova a mandare verso Lentini questo pallone, Lampasona alla fine riprende palla Bagheria rischiando qualcosa, c'è fallo ai danni di Giglio, esce quindi bene la formazione di casa rischiando, come detto poco fa, qualcosa su questo spiovente di Lampasona che poteva diventare buono per Lentini, che sta facendo molti cambi anche lui di fascia, così come sicuramente con risultati migliori stanno già facendo da un po' Lucera e Giglio. 40° in corso dei 45 previsti, fra poco terminerà un primo tempo che, tolte questi secondi di interruzione che sono capitati nel corso di questi primi 40 minuti, non credo avrà un recupero tanto ingente. Siamo ancora comunque nella prima frazione di una gara che, ricordiamo, apre il turno di promozione, soprattutto potrebbe concedere una leadership momentanea al Bagheria. Giacalone qua rischia, poi Caracappa prova la linea laterale, colpisce un suo compagno, ci ha provato perché Giacalone ovviamente era fuori dai pali, poi Lucera controlla, va a cercare un'altra volta quella parte di campo Caracappa, Fiorentino molto laterale, viene colpito, poi un'altra volta con Di Giorgio che fa una magia per liberare da quella parte Rama, e allora da quella parte ancora Lucera, se ne va il 10, entra in aria Lucera, fermato anche lui, calcio d'angolo nuovamente per il Bagheria, che comunque sta spingendo molto adesso. Lo vedete, sono pochi gli uomini maglia bianca che attaccano sin da subito l'area di rigore, preferiscono prendere di sorpresa la formazione schierata del Mazzara, esce senza particolari problemi Giacalone, poi Gai che torna dal numero 1 che fa 2 passetti all'indietro e riesce a stopparlo. Distratto di Giampaolo Giacalone, l'altro Giacalone in campo per il Mazzara, ed è una cosa che paga, perché adesso il pallone torna ad essere del Bagheria sul rilancio del suo omonimo Matteo Giacalone. Controllo di La Francesca, prova a creare qualcosa lui, ecco La Francesca in mezzo a due, colpito, non c'è niente, si lamenta il 10, può andare quindi Rama, il controllo di Lucera che corre a sinistra, Lucera, ancora lui in aria, le giocate ubriacanti del 10 che poi appoggia dove c'è Caracappa, la rete del numero 19, 2-0, bellissima però le proteste di La Francesca. Caracappa ristruttura l'angolo alto della porta di Giacalone e trova il 2-0, Bagheria raddoppia.
44 sul cronometro di gara, raddoppia il Bagheria, tante discussioni perché la Francesca in qualche modo è riuscito a fare una giocata ubriacante in mezzo a 3, poi però è arrivato il contropiede di Lucera che un'altra volta riesce a inventare qualcosa, stavolta l'assist effettivo per Caracappa che trova il 2-0. Ancora il 19 di prima intenzione Giglio, troppo potente però il suo sinistro a girare e a cercare Lucera che ancora non ha trovato il gol, ma comunque ha propiziato il primo di Giglio e ha fatto assist per il secondo di Caracappa. Molto bello anche, bisogna dire, anche se 19 era in maniera colpevolizzante per la difesa del Mazzara, molto solo, in area di rigore. 45 sul cronometro, Florio forse con un braccio torna da Cagnina, manca sempre meno alla fine del primo tempo. Controllo di Giorgio, Lucera, esterno Lucera, ha trovato di Giorgio, ancora fermato però da Siragusa che riesce anche a girare il pallone, colpito Gianmaritano. Calcio di punizione per il Mazzara. Uomo di recupero, termina 45esimo, quindi 60 secondi a partire da adesso. Andare Giglio, anche se viene fermato. E poi c'è un problema qui per Giampaolo Giacalone, si accascia al suolo, problema muscolare, anche gli avversari vanno a sincerarsi delle sue condizioni. (2-0) il punteggio, sta per terminare l'unico, anzi, minuto di recupero che ha assegnato il direttore di gara. Probabilmente si andrà anche per le lunghe. Ridà il pallone al portiere avversario qui Gai. Giacalone per Siragusa e si può continuare a giocare. Credo che si giocherà solamente per una manciata di secondi, anche perché ormai siamo oltre l'unico minuto di recupero. Perde però palla il Mazzara, pallone buono al centro per Lucera che va sul destro, ancora Lucera mette a sedere il portiere e c'è anche il 3-0 del Bagheria con Lucera. Si dirige adesso veramente qui dalle nostre parti, infatti un cuore a dedica il numero 10. Gol, assist, rete propiziata e il primo tempo di Lucera che ha già indirizzato la gara. 3-0. Il pallone è rotondo e mai dire mai, ma questi primi 45 minuti hanno indirizzato la partita già. 3 punti che potrebbero rimanere a Bagheria dopo questi primi 45 minuti di gioco. 3-0 il punteggio, quindi nel segno di Lucera che ha propiziato il gol di Giglio, che ha fatto assist per Caracappa e poi nel tempo di recupero ha anche fatto il tris di un Bagheria straripante. A tra poco.
Stiamo per riprendere qui dal campo comunale di Bagheria. Stiamo per riprendere la gara tra Bagheria e Mazara. In questo momento è avanti di 3 addirittura la formazione di casa nel segno di Lucera. Gol propiziato dopo un destro a rientrare che poi, dopo la parata del portiere Giacalone, sicuramente il migliore dei suoi nel corso dei primi 45 minuti di gara, dopo la parata appunto ha visto in rigore arrivare il tapin vincente di Giglio. Poi un grandissimo gol di Caracappa, che in questo momento è anche davanti a noi con il numero 19 servito proprio a Lucera, e il 3-0 siglato proprio dal numero 10 che ha preso palla al centro del campo dopo un errore in fase di disimpegno dei ragazzi di mister Catoviano, e poi è rientrato prepotentemente in aria 2 volte sinistro-destro, mette a sedere il portiere e poi deposita in gol per il 3-0 che per ora sta decidendo l'incontro. Io vi ricordo che purtroppo noi abbiamo avuto un problema in fase di inizializzazione della diretta, non abbiamo a disposizione il cronometro nel corso di questa gara e quindi vi ricorderò passo passo il minutaggio. Per ora ovviamente non c'è neanche bisogno di dirlo, siamo nel corso del primo minuto del secondo tempo della gara tra Bagheria e Mazara, capo e coda quasi di questo torneo di promozione per il Bagheria. Oggi i 3 punti sarebbero importantissimi perché significa essere per una sera primi, in attesa di un Montelepre che però sta facendo faville in un campionato che l'ha visto acquistare il titolo dell'Alba Alcamo e prepotentemente lottare addirittura per segnare l'eccellenza contro il Bagheria, città delle ville, perché ricordiamo sempre che c'è il dualismo tra le due società della cittadina palermitana. Con il Bagheria 90-011 abbiamo anche raccontato nel corso di quest'annata del derby, sempre sentitissimo qui al campo comunale di via Alcide De Gasperi. Purtroppo attualmente però l'impianto bagherese non può disporre dell'aiuto dei tifosi che con il cuore e con l'anima stanno caricando da fuori la squadra a causa appunto dei lavori di ammodernamento e di ristrutturazione dell'impianto, che magari l'anno prossimo potrà anche essere utilizzato per qualche categoria dal sapore ancora più affascinante di questa promozione, e comunque per questa lotta al vertice sta regalando spettacolo nel girone A. Ancora gli scambi qua precisissimi a cercare Lucera che salta il portiere con il pallone fuori gioco, ma non era sicuramente Lucera a essere in posizione irregolare, semmai Giglio che stava costruendo con lui e Caracappa, preso in controtempo qui il guardaline che aveva già alzato la bandierina. In realtà il pallone per Lucera mi sembrava comunque essere tutto in posizione regolare, ma tant'è. Ricominciamo, Lentini a sinistra, il numero 11 può ancora andare, aspetta però l'aiuto di Ciolino. Allora pallone al centro ancora per Gianmarisano, poi Fiorentino, adesso molto decentrato il numero 21, ha giocato da falso 9 nel corso della prima frazione di gara e adesso palla al piede, può scappare ancora proprio Fiorentino dalle parti mancine della sua area di competenza, ancora Di Giorgio a cercare Lucera. Purtroppo adesso vediamo le sue gesta lontane dalla nostra telecamera, ma quando parte, quando ha palla al piede, è davvero un piacere autentico da veder giocare. Ancora Rama, serve Gai che aveva messo in moto uno dei suoi compagni, parlando ancora per Giacalone che può far la sua. Ricordo comunque Giacalone finora il migliore a mani bassissime della formazione ospite, con tantissime parate importanti nel corso del primo tempo. Purtroppo per ora non stanno valendo nulla al Mazara, se non un passivo meno pericoloso anche dal punto di vista classifica per i ragazzi maglia giallo-blu di mister Catugliano. Colpito e un'altra volta qui Gianmarisano che
prende palla il Bagheria, manda lontano Giglio, entra per Lucera in posizione irregolare. È un tran che abbiamo visto soprattutto nella parte iniziale del primo tempo. Questo continuo alzarsi a tempo della linea difensiva del Mazara, fregando Lucera, che però ama giocare tra le linee. Un rischio forse un po' troppo pericoloso da prendere per una squadra che ha già subito 3 gol. Non sembrano esserci stati cambi nel corso della prima frazione di gioco, nell'intervallo tra la prima frazione e la seconda frazione di gioco. Adesso magari cerchiamo di avere più contezza al riguardo. La palla è per Gai, che prova a servire ancora una volta Lucera, che mantiene il pallone in campo. Lucera nell'1 contro 1 inizia la serpentina, torna la Gai di prima Caracappa, fuori misura. Poi uscire Giacalone, che aveva comunque gettato un urlo. Sesto di gioco di questa ripresa. Forse entrambe le squadre non vedono l'ora che finisca la partita. Bagheria per portarsi a casa questi 3 punti che servirebbero per tornare davanti a tutti, e il Mazara per ricominciare, perché a meno che non riesca a fare un gol nelle prime battute di questo secondo tempo si prospetta una continuazione di pomeriggio molto difficile per i ragazzi di maglia giallo-blu. Lo Presti, fermato il numero 31. La ripresa dal Mazara, rischia con pressing comunque portato avanti bene dal Mazara. Rischia il Bagheria, colpito qua Giglio senza fallo. Non si intendono però qui. Lampasona è più avanzato anche il giocatore del Mazara. Continua quindi il giro palla del Bagheria, pallone che arriva alle parti di Giglio. Lucera prova a mantenerli in campo. Andiamo con lo zoom per capire un po' cosa sta succedendo da quella parte di campo. Ripresa adesso da Perricone. Rama, qua Perricone, Gai gira per Flori. Lo Presti torna da Cagnina, giro palla metodico del Bagheria. 49 Montelepre, 48 Bagheria, 46 Regina Mundi. Questo è quello che recita la classifica alla vigilia di questo match. Rischia qualcosa Cagnina e infatti perde palla la Francesca. Fermato l'altra volta al Bagheria. Attenzione a Lucera che può correre. Gai. Ancora la K per Lo Presti. Il 31 si accentra, va da Giglio che prova ancora a librare il mancino. Viene fermato, allora Lampasona prova a servire la Francesca. Anticipato. Ancora palla per Rama. Lo Presti aspetta rinforzi. C'è Fiorentino che può girare, lo fa bene. Applausi per il Bagheria. Perricone ancora a cercare a destra. Caracappa, la giocata di Caracappa. Ancora Rama, entra in rigore. Il pallone non si abbassa ed esce fuori, non può prenderlo Lucera. Chiama il cambio Caracappa, un problema quindi per il numero 19. Pericolo.
Di Giorgio. Intensifica infatti il riscaldamento un membro della panchina di mister Tomasello, entrerà fra poco. Anche perché sembra non farcela il numero 19, autore del secondo gol di oggi, molto bello anche, lo rivedremo spesso probabilmente nella gallery dei gol più belli di questo weekend dilettantistico siciliano. Fallo qui commesso da un giocatore del Bagheria, si tratta di Fiorentino. Si consuma quindi il cambio, esce Caracà, autore del 2-0. Comunque in generale anche la sua. Al suo posto spazio per il numero 32 Gallina. Rilancio lontano del Mazzara a cercare la fisicità di Perrone, ricordiamo l'unico in doppia cifra in questo campionato complicato per il Mazzara. Qua colpisce evidentemente col pallone il muro che delimita la strada parallela, anzi perpendicolare se deve essere più precisi, a via dei Gasperi, con il campo comunale di Bagheria. Anticipato qui Fiorentino, molto basso adesso anche come posizionamento il 21. Io so, magari è una tecnica a Perrone, il tacco a cercare ancora la giocata di Gianmarinaro, ma troppo ben messo il Bagheria dietro per lasciare questi buchi che invece lascia il Mazzara. Ancora Giglio, prova a centrarsi, Giglio sul sinistro, ancora il numero 11 aspetta e allora torna la Lucera, che è sempre un'ottima scelta. Giglio in aria, ancora lui fermato. Siragusa può farla sua e va lontano. Prova la corsa, poi numero 14 Villani, che è l'unico a essere entrato nel secondo tempo. Credo sia uscito Rallo, dovrebbe essere uscito il 28, che aveva pure problemi al termine del primo tempo, quindi probabilmente un cambio anche questo di natura tattica sì, ma anche muscolare, fisica, per evitare magari di spendere ulteriori minuti. Una gara comunque complicata per quanto riguarda il Mazzara, per uno dei punti fermi della retroguardia gialloblu. Rama riprende palla, ancora lo scambio di prima. Rama a cercare Lucera, che prova a saltare Giacalone, si interstardisce Lucera, ancora lui, palla al piede, sempre il 10. 4-0. Anche doppietta per Lucera, l'unico a credere a questo pallone. Quarto d'ora sulla ripresa, quindi 60° in corso.
4-0 netto del Bagheria. Cambi. Adesso esce Perricone, entra Stassi. C'è stato anche un cambio per il Mazzara. Che è entrato il numero 13 Colli. Va lontano Siracusa, però ormai che ha un po' perso il suo senso, prova a creare qualcosa comunque Perrone, anche per aumentare il suo personale score, che è già di tutto rispetto. Sempre il 9 prova ad accentrarsi, colpito poi Florio, il pallone rimane sotto le gambe il numero 5, era già uscito comunque, quindi calcio di rinvio per Cagnina. Gol numero 20 e 21 per Lucera in questa stagione, il primo giocatore del Bagheria a centrare quota 20 gol. Il secondo miglior marcatore stagionale è Stassi, che è entrato nel corso dell'ultimo break dovuto al 4-0 del suo compagno di squadra con 12 reti segnate. Gallina prova a toccare anche quel pallone lui, Stassi con la fascia al braccio, anche oggi anche approfittato magari di un impegno sulla carta più facile per poter mettere qualche minuto di riposo in più sulle sue gambe, che già hanno procurato 12 gol nel corso di questa stagione di campionato per quanto riguarda il Bagheria. Prova ancora Giglio a farsi vedere. Adesso giro palla anche un po' che lascia il tempo che trova il Bagheria, spunta Stassi in area di rigore, esce bene Giacalone. Anche nel quarto gol c'entra davvero poco, portiere che anzi aveva coperto il più specchio possibile nei primi 2-3 tocchi a Lucera. Ha colpito la Francesca, c'è un fallo. Che non viene segnalato però. In questo caso rimane a terra un'altra volta Paolo La Francesca. 18° in corso. 4-0 netto per ora per il Bagheria Città delle Ville contro il Mazzara. Fischia il direttore di gara, si può ricominciare a palleggiare in mezzo al campo. 20 di prima con Stassi. Colli riprende palla. Ancora Gio, ottima giocata. Controllo di Rama. Stassi ha provato a girare questo pallone di prima intenzione, lo fa male. Rimessa che batterà Colli. Il petto la ricede il numero 42 Gianmarinaro. Siracusa con il destro a cercare il suo compagno più
dalla parte di campo Gianmarinaro. Di prima intenzione ha cercato Lampasona, il duo offensivo composto da Perrone e Lentini, anche che spesso si stacca dalla linea laterale per andare ad aiutare il numero 9. Mazzara che adesso sembra avere qualche più in più, ovviamente la partita ormai è abbastanza archiviata per il Bagheria, ma la volontà dei ragazzi di mister Catubiano è quella di cercare di ottenere più punti possibili da qui alla fine della stagione per poter dire la sua, magari anche evitando eventuali play-out, che diventa a tutti gli effetti una lotteria. A vuoto il tentativo di Villani. Mina si arrabbia con i suoi, nonostante il 4-0, nonostante la gestione che comunque, seppur in maniera più passiva rispetto a qualche minuto fa, non sta concedendo tanti pericoli. La mentalità del numero 90 che sta richiamando tutti i suoi compagni, nonostante la carta di identità dica che sia solamente un classe 2005. Cambi nel frattempo per il Bagheria, esce Fiorentino, al suo posto entra Geraci, esce anche Giglio, è pronto a correre Boatta. Facciamo un po' un recap anche delle sostituzioni. Sono entrati Stassi, Geraci, Boatta e Gallina. Sono usciti Giglio, Fiorentino, quindi 2 terzi dell'attacco originale, Caracappa e Perico. Pallone buono per Lucera ancora. Lucera va col destro, stavolta nettamente fuori misura. E magari quando prova a fare le cose di potenza non gli riescono, come quando ci mette un po' del suo tocco magico. Cambio, esce Giacalone, non la prende benissimo. Al suo posto entra Sedita, che per un portiere è sicuramente un cognome rassicurante. Cambio in porta quindi per il Mazzara, minutaggio anche per il giovane numero 12. Non l'ha presa benissimo Giacalone, che infatti si dirige direttamente negli spogliatoi del campo comunale. Colli. Taco qua provato da Gallina. Tanta lotta adesso questa parte di campo davanti alla nostra rattoppata postazione. Lopresti di prima intenzione a cercare Rama, Colli lotta con Stassi e poi lancio interessantissimo a cercare Lucera, che col sinistro la mette dove c'è Stassi, che mantiene il pallone in campo. Ottima giocata del numero 9, apre ancora, non gli ritorna però la sfera. Lo scambio con Geraci, che poco fa col sinistro aveva trovato in maniera illuminante Lucera. Ci prova anche Di Giorgio, Lucera mette giù il pallone. Giro palla adesso il Bagheria, che addormenta un po' la gara. 24esimo in corso, siamo oltre la metà di questa ripresa. Ancora Lucera, prova le giocate, lo scatta a sinistra, cross che arriva al centro, Stassi! Il pallone non è entrato. La parata di Sedita, bravissimo anche a stopparla dopo il primo tocco, credo con la schiena. Schiaccia troppo Stassi e colpisce il portiere avversario. L'occasione per fare 13 in campionato per il capitano.
ci proverà Lucera a servirlo subito, in realtà ci ha ritentato, sbaglia però la misura del passaggio, può prenderla Sedita, è entrato all'improvviso al posto di Giacalone per una semplice turnazione tra i pali tra i due giovani portieri del Mazzara. E già, ha fatto comunque un ottimo intervento, così come aveva fatto a più riprese Giacalone nel corso del primo tempo su Lucera e compagnia cantante. Rama ancora a sinistra, dove c'è Di Giorgio, anticipato Stassi, attenzione a Perrone che prova a sbilanciare Florio, la palla è buona per Cagnina. Il Carnesecchi di Bagheria lo chiameranno, numero 90, che assomiglia sicuramente fisicamente tanto al portiere Atalanta, e per lui speriamo anche che la carriera possa essere di quel prestigio lì. Giovanissimo, 20 anni quest'anno. Palla ancora per il Bagheria lì a sinistra. Cerchiamo anche di riempire un pochettino la gara, non c'è tanto da dire. Bagheria che oggi partiva sicuramente con l'obbligo morale di vincere, ma è una cosa che ha in tutte le partite la squadra di casa. In una situazione convincente ci riprova nel frattempo Lucera, va sul sinistro, ancora destro di Lucera, ubriacante il numero 10 quando sa come muoversi. Il direttore di gara indica l'area piccola di Sedita, pallone che gli viene riconsegnato. 27 sul cronometro di gara, che sommati ai 45 del primo tempo fanno 72 totali. Questa è la situazione al campo comunale di Bagheria. Sta venendo avanti di 4 la squadra di casa. Fallo su Perrone. Geraci allontana il pallone, viene un po' richiamato da Lampasone. Effettivamente non c'è tanto il bisogno di farlo. Invece per il signor Tomasello, mister Tomasello, c'è bisogno di fare altri cambi. È il turno di Abate e a uscire sarà Gai. Mezzala di talento, ha amministrato sicuramente molto bene come una diga lì al centro del campo. Esce anche Lampasona, se posso entra Lentini, 2 Lentini in campo, quindi uno con l'11, uno con la 3, con la numero 3. Si va a posizionare a sinistra proprio nella fascia suo omonimo. In avanti Stassi, va Rallo a pressare duro su Gallina. Stassi di prima a cercare Geraci, fuori gioco. Batterà il Mazzara. Siamo quasi alla mezz'ora di questa ripresa. C'è una palla ancora una volta Cagnina. Suo fratello Francesco invece, lo staff tecnico mister Tomasello, collaboratore tecnico, come in passato anche al Ponte d'Era in Serie C, si chiama il fratello. Qua poi lo scontro tra Rallo e Gallina, scontro violento, sicuramente involontario perché entrambi cercavano il pallone, però si arrabbia Gallina, ci può stare perché comunque magari questa veemenza nel corso di una gara che sta ormai chiudendosi con un punteggio anche abbastanza proibitivo per il Mazzara,
potrebbe anche essere evitato. Ma vabbè, mezz'ora sulla ripresa. Cronometro che continua a scorrere, tempo che si perde, non credo comunque verrà recuperato, anche perché c'è davvero pochissimo da parlare. Batte Rama, poi gli ritorna, chiama in cosa anche i difensori di Giorgio, che nel frattempo lo sto vedendo più centrale rispetto al primo tempo, quindi forse anche l'entrata di Boatta l'ha spinto a fare il centrale, soprattutto con l'uscita di Perricone. Stassi, larga a sinistra, ancora l'imponente numero 9, prova a uscire Siragusa, deve metterla giù di Giorgio, la fa con il tacco, mamma mia, che giocata da parte del numero 4, ancora Geraci, lo scambio, Rama a cercare la corsa del numero 31 dalla parte di campo, lo Presti, che ha corso sin dal primo momento, palla che sta andando a calcare gli spalti del campo comunale di Bagheria. Ricordiamo spalti che per ora purtroppo sono ancora vuoti, in attesa che arrivi l'ok da parte dell'amministrazione comunale per poter garantire a Bagheria di vedere il calcio della promozione con le sue due società. C'è anche Bagheria 90-011 e chi lo sa, magari al termine dell'anno non sarà solamente promozione, lo speriamo, per una città che merita palcoscenici di questo calibro e anche oltre. Intanto pallone che gira, pressing del Mazzara quasi inesistente, si attiva solamente quando passa la linea dei tre quarti campo. Prova adesso Lugera ancora una volta a fare qualcosa di interessante, destro che arriva al centro, fermato il controllo qua di Gallina, Rama ancora a scambiare con Abate, uno dei subentrati di Giorgio. Abate, la palla doveva essere per Lopressi. Altri cambi, salta per il Mazzara, esce la Francesca, entra Asad. Settantottesimo, mancano 12 minuti più eventuale recupero alla fine della gara. Batte questa rimessa Lentini, via Geraci, rischia poi qua Siragusa, Stassi però lo colpisce con un fallo. Lo scontro tra i due capitani che poi si vanno subito a riconciliare. Batte 6 dita. Nel frattempo stavano ancora parlando Stassi e Siragusa non l'ha presa bene il numero 8. Gira palla il Bagheria, la corsa tentata da Geraci. Mazzara che, ricordiamo, se dovesse essere confermato questo passivo importante, rimarrebbe a 17 punti, preda anche delle squadre che stanno sotto la formazione mazzarese, che è terzultima però in campionato, è nello spot privilegiato per giocare i play-out, ma la situazione potrebbe cambiare, speriamo in meglio per il Mazzara, ma potrebbe anche cambiare in peggio nel corso delle prossime settimane. Prova Villana adesso, prende questo pallone, sempre a dire di no Gianmarinaro, il 42 è stato dappertutto oggi, però non è bastato. 80esimo adesso, mancano 10 minuti alla fine, di Bagheria Mazzara, una gara
che si è ormai assestata già dal gol, il secondo, bellissimo anche quello di Lucera nel corso di questa ripresa, che ha fissato il punteggio sul 4-0 per il Bagheria, che adesso gira palle. Il Mazara sembra anche evitare magari di pressare più di tanto. La giocata provata a cerchiare Lo Presti, sinistro che si infrange e Guantoni di sedita, e comunque possiamo dirlo, è entrato così quasi a freddo, ha fatto già 2 parate ottime. La prima su Stassi davvero importante, questa qua di scuola, scolastica potremmo definire. Lo scontro tra i due Lentini, pallone che arriva quasi in via De Gasperi. Viene chiamato il pallone. Lo batterà Lo Presti, lo fa adesso. Controllo di Abate. Tanti giovani ora in campo anche per mister Tomasello, anche un po' per provarli, per dargli, per fargli assaggiare la categoria. C'è ancora tanta esperienza, però c'è Florio, abbiamo visto Lucera ovviamente, che è rimasto in campo, anche se ormai da un po' è entrato anche lui in modalità risparmio di carburante. Lui lo sa bene. 82esimo. Anche i giocatori del Mazara stanno ormai chiedendo all'arbitro quanto manca, forse neanche loro magari credono più nella rimonta, vogliono magari cercare di far finire il prima possibile questa partita, anche per rientrare prima, visto che qui a Mazara sicuramente c'è tanta strada che ha già fatto la squadra ospite all'andata e che adesso farà con molti meno sorrisi al ritorno. Il bello e il brutto anche del calcio di provincia è questo. Asar. Ci scusiamo magari se ormai la partita non sta più regalando tante emozioni, ma si è ormai assestata su questo punteggio. Ci prova adesso Lentini, servito da Colli, torna dietro da Gianmarinaro, ancora il 42, i doppi passi, Colli apre a destra, pallone sempre per Villani, prova a subentrare nel rigore, viene fermato da un'ottima chiusura di Boatta, che non riesce però a mantenere il pallone in campo. Esce bene ancora una volta Bagheria, prova allora Rallo a fare tutto da solo, si prende il calcio di punizione, bravo il numero 28 centrale, ma ricordiamo che è il secondo miglior marcatore stagionale del Mazara, con 3 reti sì, ma questo è un campanello d'allarme anche abbastanza evidente, contando che è anche un egregio difensore centrale, non un mestierante dell'area di rigore avversario. Metterà Saro, sinistro a uscire, ancora buono in rovesciata, addirittura ha provato proprio Rallo. Cagnina si tuffa, la fa sua, per niente pericolosa questa rovesciata, ma anche per far risistemare un pochettino dietro i suoi. Perde più tempo possibile, palla per il Bagheria,
Siamo arrivati al 40° di questa ripresa, 85 quindi sul cronometro di gara. C'è un giocatore del Mazara che ha qualche problema, pallone che non era stato messo fuori dal Bagheria, si torna a giocare, Colli porta avanti il pressing, è quello più fresco effettivamente assieme a Lentini, e quindi ci può stare che il numero 13 ora provi ad andare su ogni pallone. Con calma gira il pallone adesso Siragusa, Rallo. Col sinistro il 28, il tacco poi di Perrone che non si è più visto anche nel corso della gara. Qualche cosa nel primo tempo la stava creando, ma sempre chiusa sul nascere. Adesso corre lì a sinistra, sempre Lucera, fuori gioco. La luce Lucera di questo Bagheria. A 4 minuti dalla vittoria, una delle più roboanti del suo campionato, una delle più nette, mai in discussione, pochissime occasioni segnalabili per il Mazara, io direi anche quasi nessuna, se non questa pseudo rovesciata di Rallo che non ha completamente preoccupato Cagnina. C'è tanto da rivedere, ma oggi si è visto più che altro il dislivello anche nell'organizzazione difensiva, nel cuore, nella grinta, negli stimoli forse che ci sono anche nelle due squadre, che sono ben differenti. Poi la volontà di fare punti è la stessa, l'obiettivo cambia, però poi gli stimoli sono una cosa a sé, e varia di persona in persona e anche ovviamente da gruppo squadra a gruppo squadra. Il Bagheria di stimoli ne ha per portare avanti questa campagna in promozione. Lucera, ancora lui, Lucera entra in aria, pallone al centro, Stassi fermato, ancora Lucera, prova il destro, alto, non si porta il pallone a casa. Fallo su Stassi, non segnalato dal direttore di gara, anticipo provvidenziale di Lentini, rimessa al fondo perseguita. Lucera un'altra volta poteva avere forse un pochettino più di freddezza sotto porta per siglare il 5-0 e portarsi il pallone a casa dopo una gara dove comunque ha messo lo zampino su tutti e 4 i gol. Destra al giro parato da Giacalone, poi Giglio fa il gol, assist sul gol di Caracappa e poi la doppietta per un super Lucera, la luce di questo Bagheria. Gira. Questo invita Florio a girare questo pallone, lo fa il numero 5. Poi di prima Stassi, ottima giocata, Geraci, rilancio lungo a cercare Lucera, non arriva sul pallone il numero 10, Ciolino lo anticipa, non regala calcio d'angolo e anzi fa ripartire Gianmarinaro. Ottima giocata il numero 2, Villani. Prova ancora a girare il pallone, ritorna dietro il Mazzara. 2 minuti alla fine, più recupero, vediamo quanto darà anche il signor ancora Valentini a tempo, quanto darà il direttore di gara. Sinceramente non ne darei io fossi in lui. Vediamo la sua decisione finale per questo finale. Stava facendo un segno, partita comunque anche super corretta, neanche un ammonito. Si deve ripetere. Ma non posso tornare indietro. Quello si è sbagliato. Io quello si è sbagliato, non è che posso tornare indietro. Adesso la palla è da quella parte di campo, ancora più lontana rispetto alla nostra telecamera.
Mazzara quantomeno per cercare anche un gol della bandiera. Stassi non riesce a partire in contropiede il numero 9, c'è fallo su di lui mentre siamo entrati nel 45esimo, quindi negli ultimi secondi di questa gara. Mi dispiace, l'ho detto anche in apertura, che purtroppo oggi il cronometro non abbia fatto correttamente il suo lavoro. Comunque ho tenuto a ricordare ogni tot il minutaggio di una gara, dove comunque è sempre stato molto relativo. Qua invece è brutto fallo di Lentini su Lopresti. Non è strano anche qua l'arbitro del cartellino giallo, qua c'è da stare secondo me, perché è un fallo completamente sconsiderato. Fischia 3 volte il direttore di gara, il Bagheria senza problemi e senza affanni trova una vittoria importantissima sotto la luce di Lucera, doppietta per lui, che decide la gara oltre ai gol sempre propiziati da lui, di Giglio e Caracappa. Grazie a tutti per averci seguito anche oggi qui al Comunale di Bagheria. Da Gabriele Rispetta di Sportisili è tutto, a risentirci con lo spettacolo della promozione e tanti auguri a tutte le donne, le ragazze che ci stanno seguendo, ci seguono e amano il nostro stesso sport. Auguri a voi e una buona serata.